Oh, gloria a Dio. Bene, vogliamo rivolgerci alla parola del Signore. Leggiamo in Luca, capitolo 17, dal versetto 11. Luca, capitolo 17, dal verso 11 fino al verso 21. Gloria a Dio. Inizio la lettura. Amen. Nel recarsi a Gerusalemme, egli passava sui confini della Samaria e della Galilea. Come entrava in un certo villaggio, gli vennero incontro 10 uomini lebbrosi, i quali, fermatisi a distanza, alzarono la voce dicendo: Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Vedutili, egli disse loro: andate a mostrarvi ai sacerdoti. E mentre andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendo che era guarito, tornò indietro glorificando Dio ad alta voce e si gettò ai suoi piedi con la faccia a terra, ringraziandolo. E questo era un samaritano. Gesù rispondendo disse: i 10 non sono stati tutti purificati? E gli altri 9 dove sono? Non si è trovato nessuno che sia tornato per dare gloria a Dio tranne questo straniero? Egli disse: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Interrogato poi dai farisei sul quando verrebbe il regno di Dio, rispose loro dicendo: il regno di Dio non viene in maniera da attirare gli sguardi, né si dirà eccolo qui o eccolo là, perché ecco, il regno di Dio è dentro di voi. Amen. Un'altra traduzione dice: il regno di Dio è fra voi. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Accomodatevi. Gloria a Dio. Questo passo che abbiamo letto di questa guarigione, questi 10 lebbrosi, ci parla della gratitudine, di quello che Cristo ha fatto per noi e di quello che noi siamo chiamati a vivere ogni giorno per Lui. Amen. Gloria al Signore. Sapete, spiritualmente parlando, la lebbra raffigura il peccato. Corrode, il peccato corrone poco a poco, no? Poco per volta, non tutti insieme. Non ci si rende conto. Ma quando si dà agio al peccato, a poco ti prende fino a prendere tutta la tua esistenza e a legarti e a renderti schiavo. E di conseguenza ti dona la morte spirituale e la morte eterna. Ma il dono di Dio invece è la vita eterna. Amen. La conseguenza del peccato è la morte eterna, ma il dono di Dio è la vita eterna. Gloria a Gesù. E in quest'opera di guarigione, questi lebbrosi che gridano a Gesù, si raffigura spiritualmente parlando quello che era il nostro bisogno quando eravamo nel peccato, quando eravamo schiavi del nemico, tenuti in catene, e avevamo bisogno di essere guariti, ristorati e liberati. E abbiamo gridato a Gesù, vero? Amen? Chi in un modo, chi in un altro, ma chi ha assistito a una predicazione, chi ha assistito a un culto, chi è entrato per la prima volta in chiesa, chi per un volantino, ho testimonianze pure di un volantino letto, di anime salvate, gloria a Dio, chi per una cosa, per un'altra, ma abbiamo ascoltato la parola, abbiamo avuto quella fede in quella parola che abbiamo ascoltato, letto, e abbiamo chiesto aiuto al Signore. Come quei lebbrosi erano lontani da Lui, anche noi eravamo lontani, ma abbiamo alzato il nostro grido: Signore, aiutami. Amen. La parola che abbiamo ascoltato, che abbiamo letto, quella volta ci ha rivelato in un modo soprannaturale quello che era la nostra
condizione e ci vedevamo lebbrosi, gloria a Dio, corrosi, c'era qualcosa che non andava, alleluia, appesantiti, non liberi, alleluia, ma Cristo ha spezzato quelle catene, amen. A quel nostro grido d'aiuto egli ha visto e ha spezzato quelle catene, ci ha guariti, amen. C'è guarigione, amen, guarigione spirituale nella nostra esistenza, nella nostra vita, gloria a Dio. Ma Gesù guarisce anche fisicamente, non solo spiritualmente ma anche fisicamente. Se Lui lo vuole può fare ogni cosa, amen, e noi ci crediamo, gloria a Dio. Questi lebbrosi erano 10, erano lontani, non potevano avvicinarsi alle persone che non avevano lebbra, era proprio divieto, anzi dovevano portare degli avvisi, dei sonagli, come dire: state attenti, stiamo arrivando, no? Non fate vedere vicini da noi ma allontanati, perché erano portatori di morte. E chi certificava, teneva un'anagrafe di questi lebbrosi, era proprio il sacerdoti del Tempio. E quando queste persone gridano a Gesù e gli dicono: Gesù, Maestro, abbi pietà di noi, leggiamo: vedutili. Gesù vede, amen. E possiamo dire gloria a Dio, perché Egli ancora oggi vede i bisogni, vede le malattie, le circostanze. E mi duole il cuore quando chi non ha fatto un'esperienza profonda con il Signore mi dice: ma queste cose che succedono nel mondo non vede il Signore. No, purtroppo Dio vede e si dispiace, Dio vede, perché quello che doveva fare Dio lo ha fatto, ha tanto amato il mondo Dio che ha mandato il suo figliuolo, amen. E l'umanità che cosa ha fatto? Quello che doveva fare Dio, la sua parte l'ha fatta Dio, ma l'umanità l'ha fatta la sua parte. Alcuni no e alcuni sì, gloria a Dio. Alcuni hanno accettato Gesù e alcuni non l'hanno accettato. Noi siamo qui perché abbiamo accettato Gesù, amen. Amen. La nostra visione è diversa, non è come quella di chi non ha fatto un'esperienza con il Signore e mi dice: ma Dio non vede queste cose che succedono nel mondo. Io dico: no, Dio vede, come se vede, e si dispiace, si addolora, perché l'uomo non vuole capire il messaggio di Dio, la parola di Dio. Dio ha mandato il suo figliuolo, ma lo vogliamo comprendere? Dio si è fatto uomo, ma lo vogliamo capire? Per salvare, amen. Non per farsi dire crocifiggilo. Alleluia. È stato crocifisso ingiustamente. È stato condannato a morte. Ma è morto ed è risorto. Amen. Amen. E adesso è alla presenza di Dio. È alla destra di Dio che intercede per noi. Amen. Gloria al Signore. Quindi quegli uomini erano condannati ormai, la loro esistenza era finita, era la morte, il loro futuro, gloria a Dio. Ma hanno incontrato Gesù e la loro vita è cambiata. Gesù ha visto e gli ha detto: andate a mostrarvi ai sacerdoti, proprio perché i sacerdoti tenevano questa anagrafe dei lebbrosi e potevano certificare che non erano più lebbrosi. Andate a mostrarvi. E mentre andavano, il miracolo non era ancora avvenuto, ma mentre andarono avvenne il miracolo. Gloria a Dio, hanno avuto fede, la fede è stata premiata, amen, alleluia, e hanno ricevuto la guarigione che cercavano, la guarigione che speravano, gloria a Dio. Ma uno di loro, abbiamo letto, tornando indietro, vide che fu guarito e sentì la necessità, il bisogno di tornare indietro, di ringraziare Gesù. Alleluia, si getta ai suoi piedi con la faccia a terra e gli dice: grazie, grazie, grazie Gesù, amen. E questo la scrittura ci dice: era un samaritano, uno straniero, non era un ebreo che poteva capire chi era Dio, la fedeltà di Dio, la fedeltà di Dio verso il suo popolo e la fedeltà del suo popolo verso Dio. Era un samaritano, uno di quelli che erano nemici degli ebrei, eppure ha ricevuto il miracolo.
che cercava, non solo fisicamente perché è stato guarito, ma anche un miracolo di gran lunga valore, che è quello della salvezza. Gloria a Dio, la vita eterna, gloria al Signore. E Gesù, vedendo quell'uomo, pone una domanda. I 10 non sono stati tutti purificati? E gli altri 9 dove sono? Ora, è una domanda che mi sa tanto di rammarico, dispiacere, si addolora il Signore. Io credo che Gesù sapesse dove erano gli altri 9. Lui è Dio e sa ogni cosa, vero? Ma sfrutta il momento, utilizza l'occasione, il momento, quell'unico che è tornato indietro, per far capire che quel samaritano ha fatto una cosa giusta, qualcosa che Gesù si aspettava, no? Dopo che ti faccio del bene, mi aspetto che io e te instauriamo un rapporto di gratitudine, vero? Amen, che tu non dimentichi quello che io ti ho fatto e che nessuno poteva fare. Ma io ti ho guarito, mi aspetto da te che tu sia qui ai miei piedi, e quell'unico è rimasto. Gli altri 9 sono andati chissà dove a festeggiare, vero? Alleluia, ma è buono tornare ai piedi del Signore, stare ai piedi del Signore e servirlo. Questa è una grande lezione per me e spero per tutti noi in questa mattina. Amen? Perché siamo qui? Per servire il Signore, perché io gli sono grato e spero anche tu gli sia grato. Amen? Siamo qui, innalziamo il suo nome, preghiamo, cantiamo. Per che cosa? Per offrire il nostro culto a Lui. Amen? Per dirgli ancora grazie Signore per tutto quello che tu hai fatto nella mia vita. Ma è qualcosa che la si comprende solo se veramente ti rendi conto di quello che hai ricevuto. Fratelli e sorelle, quando non conoscevamo Gesù, eravamo morti nei nostri falli e nei nostri peccati. È vero? Amen, possiamo dire amen. C'era speranza? Non c'era speranza. Nella mia vita stava entrando veramente il nemico, in un modo che neanche io sapevo più controllare. È entrato perché io gli ho dato l'opportunità ed è entrato nella mia vita. Gloria a Gesù. Ma quando sono andato ai piedi del Signore, perché le preghiere erano elevate per me dalla Chiesa e pregavano per me, alleluia, con potenza il Signore mi ha liberato. Alleluia, e io gli sono grato ancora oggi, dopo tanti anni. Io non posso dirgli Signore fai questo, no? Sento sempre la necessità di dire grazie Gesù, grazie Gesù, perché io ero morto e le porte dell'inferno erano spalancate per me. Alleluia, in un modo potente tu hai chiuso quelle porte e mi hai aperto la tua porta, la porta di salvezza, e mi hai detto vieni, ti prendo per mano, non ce la fai, vieni, ti prendo per mano, vieni da me, seguimi, io ti do la vita eterna. Gloria a Gesù. Da quel momento c'è stata liberazione. Io non posso dimenticare. Viviamo in una società dove è facile dimenticare il bene ricevuto. A Napoli si dice chi ha avuto, chi ha dato, ha dato. È vero? Non è così. Chi ha avuto, chi ha dato. Se ho ricevuto, devo ricordarmi a me chi mi ha dato. O no? Chi mi ha fatto del bene, devo sempre ringraziare il Signore per quel bene che ho ricevuto. Amen? Alleluia. Devo essere grato al Signore. Alleluia. E di coloro i quali il Signore si è usato. Amen? Per richiamarmi, per darmi ancora la sua parola. Alleluia. Il Signore ha visto la mia situazione, così vede la tua situazione, la situazione dei tuoi familiari. Gloria a Dio. Dobbiamo crederci. Alleluia. Tutto è possibile per chi crede. Alleluia. Vedete, il Signore dà una grande lezione. E gli altri 9 dove sono? Non dovevano essere qui. Non sono stati tutti guariti, erano 10.
9 non ci sono, uno solo è tornato indietro. E io ti dico, alzati e vai in pace. La tua fede ti ha salvato. Amen? Alleluia. Quelle persone, i 9, hanno ricevuto solo la guarigione fisica, non la guarigione dell'anima. Alleluia. Non si sono sentiti dire andate in pace, vai in pace, alzati, la tua fede ti ha salvato, la vostra fede vi ha salvati. No, chissà dove erano. E poi rimane lì, sempre pronto il Signore ad insegnare qualcosa. E c'erano dei farisei, lo interrogarono: Maestro, quando verrebbe il regno di Dio? Dicevano questa domanda perché lo avevano sentito parlare, no? Nella predicazione Gesù annunciava il regno di Dio. Ma cos'è il regno di Dio? Il regno di Dio non viene in maniera da attirare gli sguardi. È vero? Gesù non ha attirato gli sguardi delle persone, del mondo. È nato in un'umile grotta. È vero? Però ha ricevuto gli onori come re. Ricordate quei 3 magi venuti da lontano, avvertiti spiritualmente, portavano dei doni. Quei doni si portano al re. Era un bambino, famiglia ormai che aveva perso il titolo nobiliare, che discendevano da Davide, dal re Davide. Giuseppe era un falegname, un umile falegname. Scapparono. Non ci fu posto per lui in ogni albergo dove suonò Giuseppe. Mia moglie deve partorire, abbiamo bisogno di un albergo, di una camera. Non c'è posto. C'è una grotta. Vedete, il regno dei cieli non viene in modo da attirare gli sguardi. Gloria a Dio, amen. Per sentire la presenza del Signore non occorre l'apparenza delle grandi cose. Basta anche un'umile stanzetta. E in quella stanzetta ci si sta insieme in preghiera per cercare la presenza di Dio, e lì c'è la presenza di Dio. Amen. Alleluia. Quel luogo, anche se umile, diventa chiesa. Perché la chiesa non sono le mura, siamo noi radunati in preghiera. Noi siamo la chiesa, l'edificio spirituale. Gloria a Dio. Vedete, il regno dei cieli non viene in modo da attirare gli sguardi. Né si dirà eccolo là, eccolo lì, eccolo qua. No, è in ogni luogo. Amen. Oh, vado là perché lì c'è il Signore. E perché lì non c'è il Signore? Quando 2 o 3 sono radunati nel mio nome, io sono lì, dice Gesù. Non c'è bisogno di andare nella chiesa più grande, nella chiesa più bella, nella chiesa che ne so che è. Nella tua umile chiesa, nell'umile luogo dove il Signore ci ha dato, dove ci raduniamo, qui c'è il regno dei cieli. Amen. Amen. Perché è la presenza sua. Amen. Gloria a Dio. Non viene in modo da attirare gli sguardi, né si dirà eccolo qui, eccolo là, perché il regno di Dio, qua dice la mia versione, è dentro di voi. Amen. Questo è nella mia vita, nella tua vita. E poi un'altra traduzione dice è fra voi. Amen. Sì, quando siamo insieme c'è la sua presenza, gloria a Dio, è dentro di noi ed è con noi. Amen. Amen. Alleluia, che grande lezione, vero? Alleluia. Vogliamo veramente capire il perché, la motivazione. Alleluia, che deve spingerci a servire il Signore, non per un dovere, perché diventa peso. Non perché se no gli altri cosa possono dire, perché credimi, diventa peso, ma perché possiamo dire è bello stare alla sua presenza. Io lo lodo, sto insieme ai miei fratelli e alle mie sorelle, innalziamo il suo nome e il Signore ci benedice. Amen. Ascoltando la sua parola, sì. Quando innalziamo la preghiera lo cerchiamo nello spirito e in verità, sì, lo adoriamo, lui ci benedice. Amen. Alleluia, esamina il nostro cuore. Amen. Amen. Alleluia. Ed interviene in ciò che abbiamo di bisogno. Alleluia. A supporto di quello che abbiamo letto, di quello detto finora, voglio anche condividere con voi il Salmo 103.
Vogliamo leggerlo insieme, il Salmo 103. Gloria al Signore. Benedici, anima mia, l'Eterno. E tutto quello che è in me benedica il suo santo nome. Benedici, anima mia, l'Eterno, e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Non dimenticare, Marco, parlo a me, nessuno dei suoi benefici. Amen. Ma cosa mi ha fatto il Signore? Ti ha fatto tanto bene. Un bene prezioso, non lo dimenticare. Amen. Egli perdona tutte le tue iniquità. Possiamo dire amen? Amen. Non è che è scritto egli ha perdonato tutte le tue iniquità. Sì, le ha perdonate, ma continua a farlo. Egli perdona tutte le tue iniquità, sana tutte le tue infermità. Redime la tua vita dalla fossa e ti corona di bontà e di compassioni. Sazia di beni la tua bocca e ti fa ringiovanire come l'aquila. L'Eterno agisce con giustizia e difende la causa degli oppressi. Egli fece conoscere a Mosè le sue vie e ai figli di Israele le sue opere. L'Eterno è pietoso e clemente, lento all'ira e ricco di bontà. Amen. Amen. Egli non contende in eterno, né serba l'ira sua per sempre. Questo mi fa capire che il Signore si può anche arrabbiare. E quante volte lo facciamo arrabbiare? Dio sa. Amen. Però realizzare quello che è scritto è fondamentale. Mantiene vivo quel ricordo che dobbiamo sempre avere dentro di noi del bene che Egli ha fatto. Amen. Egli non contende in eterno e serba l'ira sua per sempre. Egli non ci ha trattati secondo i nostri peccati, né ci ha retribuiti secondo le nostre iniquità. Poiché quanto i cieli sono alti al di sopra della terra, tanto è grande la sua bontà verso quelli che lo temono. Come è lontano l'Oriente dall'Occidente, così Egli ha allontanato da noi le nostre colpe. Come un padre è pietoso verso i suoi figli, così è pietoso l'Eterno verso quelli che lo temono. Poiché Egli conosce la nostra natura, Egli si ricorda che siamo polvere. I giorni dell'uomo sono come l'erba. Egli fiorisce come il fiore del campo. Se un vento gli passa sopra, egli non è più. E il luogo dove era non lo riconosce più. Ma la bontà dell'Eterno è senza fine per quelli che lo temono, e la sua misericordia per i figli dei figli, di quelli che osservano il suo patto e si ricordano dei suoi comandamenti per metterli in pratica. L'Eterno ha stabilito il suo trono nei cieli e il suo regno signoreggia su tutto. Benedite l'Eterno, voi suoi angeli potenti e forti, che fate ciò che egli dice, ubbidendo alla voce della sua parola. Benedite l'Eterno, voi tutti gli eserciti suoi, che siete i suoi ministri e fate ciò che gli piace. Benedite l'Eterno, voi tutte le opere sue, in tutti i luoghi della sua signoria. Anima mia, benedici l'Eterno. Amen. 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 Gloria a Dio. Possiamo dare un gloria a Dio. Amen. Amen. Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia. Anima mia, benedici il tuo nome. Grazie Gesù, grazie, perché mi hai guarito. Amen. Amen. Grazie perché non sono più leproso. Alleluia. Sono vivo, vivo per te, Signore. Amen. Amen. Sentiamo il desiderio e il bisogno di ubbidire alla sua parola. Sentiamo il bisogno anche di ogni opportunità che Egli ci dà per servirlo. Amen.
Amen. Una cosa è, sapete, servire il Signore per noi stessi, per abitudine, perché abbiamo sempre fatto così. E una cosa invece servire il Signore perché desideriamo farlo. Sentiamo la necessità e il bisogno di servire il Signore. Dove Egli ci manda, amen, alleluia. Dove Egli ci mette, gloria a Dio, amen. È quello che Egli ci dirà di fare. Noi faremo tutto per la sua gloria. Amen. Vogliamo alzarci in piedi, gloria al Signore. Vogliamo ringraziare il Signore.